Prezzo dei carburanti alle stelle ed un autunno che si preannuncia rovente sul fronte dei rincari. Mettere in moto l'auto sta diventando un lusso e l'utilizzo del trasporto pubblico locale potrebbe essere un'alternativa conveniente per il portafogli e l'ambiente. Proprio per incentivare l'uso del bus negli spostamenti quotidiani, la Regione Veneto ha istituito un bonus che consente di usufruire di uno sconto fino a 200 euro per acquistare l'abbonamento con un risparmio fino al 60%. Il termine per aderire scade il 31 agosto, ma c'è ancora parecchia disponibilità. Unici requisiti per accedere al bonus sono essere residenti in Veneto ed essere in possesso di un'auto o di una moto. Ne hanno diritto anche i patentati residenti in nuclei familiari con un veicolo intestato ad un componente della famiglia. Una volta scaricato questo bonus, che si va sul link della Regione Veneto, è possibile usufruire di questo bono andando direttamente, che ricordo è fino a 200 euro, andando direttamente alla biglietteria della nostra azienda oppure anche facendo l'abbonamento da remoto. Ricordo che l'abbonamento deve essere un abbonamento annuale. L'abbonamento deve essere acquistato entro il 10 settembre. Lo sconto si applica agli abbonamenti urbani ed extraurbani con destinazione o origine un capoluogo di provincia. Questa iniziativa da parte della Regione Veneto interessa i comuni capoluoghi e quindi quelli che fanno l'abbonamento nell'arco dell'area trevigiana, ma anche coloro che usufruiscono di tratte extraurbane con destinazione Treviso. Ricordo che siccome il bonus va anche in altri comuni capoluogo di provincia come Padova e Vicenza, è possibile usufruire di questo bonus anche per linee extraurbane che arrivano in quei capoluoghi di provincia, cioè Padova e Vicenza. L'area urbana di Treviso comprende 10 comuni, Treviso appunto e poi Casier, Silea, Quinto, Povegliano, Ponzano, Villorba, Paese, Carbonera e Preganziol. Con il bonus un abbonamento annuale lavoratore urbano passa da 370 a 170 euro, quello di uno studente universitario da 296 a 96 euro. Ad oggi sono 300 i cittadini che hanno aderito, il doppio dell'anno scorso. La nostra speranza è che nell'ultima settimana sia possibile aumentare questo numero, perché credo sia un'opportunità importante per chi usa la mobilità e ha la necessità di trasferirsi per lavoro o per studio.